È uno studio che abbiamo presentato oggi, fatto da Unioncamere del Veneto con il Consiglio regionale. Il Consiglio regionale sta sviluppando con noi da tanti anni degli studi per favorire soprattutto il sistema dell'economia e lo sviluppo economico. Cosa vuol dire questo? Avere una maggiore efficienza nella pubblica amministrazione, e noi abbiamo dimostrato oggi con lo studio che una maggiore efficienza della pubblica amministrazione passa attraverso un decentramento delle competenze statali secondo l'articolo 116 a favore delle regioni virtuose, mentre invece bisogna che a livello statale vengano centrate le competenze nelle regioni non virtuose. Quindi abbiamo diviso praticamente secondo alcuni parametri le regioni che sanno gestire il denaro pubblico molto bene da quelle che invece sprecano denaro pubblico. Di quelle virtuose fanno parte Veneto, Lombardia e Emilia Romagna, sono quelle che hanno i bilanci migliori, hanno dei parametri migliori, e quindi il nostro auspicio è avere un Paese Italia dove non si fa di tutto un'erba un fascio, cioè se una regione non funziona si tolgono competenze anche a quelle che non funzionano. No, bisogna differenziare, e quindi le regioni che non funzionano, tutela dello Stato, quelle che funzionano devono avere il più possibile di autonomia e quindi il maggiore decentramento possibile sulla base dell'articolo 116 della Costituzione.